È tempo di finali regionali Under 14 per la pallavolo veneta. Domenica 12 maggio 2013, al Palazzetto dello Sport Feliciano Fontebasso di Noventa di Piave, nel Veneziano, vanno in scena la sfida maschile e quella femminile, che assegnano lo scettro del volley veneto Under 14. La prima partita è quella che vede opposte Volley Treviso e Pallavolo Padova, due abitué di questi appuntamenti. Le squadre dei coach Diego Martin e Federica Tisato si sono già affrontate più di una volta in questa stagione e a spuntarla sono sempre stati i trevigiani. In particolare è vivo il ricordo della finale di Coppa Veneto, disputata a fine dicembre al Palaverde e vinta 3-0 da Treviso. In apertura di match è proprio Treviso a partire forte con un buon lavoro in battuta e a muro, e dopo pochi minuti il punteggio è sul 7-2. Padova si scuote con il servizio del più giovane in campo, il classe 2001 Mattia Gottardo, che con una serie di ace e di battute comunque pericolose trascina i suoi al sorpasso. Qui inizia di fatto una nuova partita, con Padova a condurre i giochi e Treviso costretta ad inseguire. Ancora in battuta Matterazzo fa malissimo alla difesa trevigiana, ma dall'altra parte Sperotto tiene i suoi a contatto. Nel finale di set Fusaro si fa sentire a muro e Gottardo riprende a martellare al servizio. Padova prende il margine decisivo e sul 24-19 è il mani fuori di Rossignoli a far esplodere la gioia dei bianconeri. La conquista del primo set galvanizza Ceccato e compagni, che provano subito a cavalcare l'onda nel secondo parziale. Treviso comunque c'è e con le iniziative di Sperotto, alla fine premiato come MVP della sfida, riguadagna la testa. Poi è Carlesso a firmare il 17-13 con cui la squadra di coach Martin prova ad allungare, nel tentativo di riportare la contesa in parità. Padova può contare sugli attacchi dell'ottimo Matterazzo e rientra. Si va dunque a finire in volata. Treviso tenta ancora di allungare le mani sul set, ma i padovani sono più lucidi nei momenti che contano. È Porporati a inchiodare il 26-24 che indirizza anche il secondo set verso la squadra del Santo. La gara non sta andando affatto come volevano i trevigiani, che sentendosi con le spalle al muro cominciano male il terzo set.
Padova vola sulle ali dell'entusiasmo e sul 13-8 comincia già a sentire il profumo della vittoria. Proverano e compagni provano a mettere in campo tutto quello che hanno, ma ogni tentativo di riavvicinamento è sempre rispedito al mittente. Sul 24-21 il pallone della vittoria di Fusaro è ribattuto a muro da Carlesso, che però sulla battuta seguente manda la palla lunga e consegna l'inatteso successo agli avversari. Padova dunque fa il bis dopo il titolo regionale centrato a marzo dall'Under 19 e ora si prepara all'avventura delle finali nazionali, in programma in Calabria dal 23 al 26 maggio. È cambiato sicuramente la presa di coscienza di quello che era successo in Coppa Veneto, nel senso che Coppa Veneto avevamo giocato solamente per un set e ce lo siamo ricordato ogni volta che entravamo in palestra da dicembre ad adesso e l'ho ricordato ai ragazzi prima di entrare in campo oggi. Probabilmente è stata una cosa che ci aveva colpito ed oggi la reazione c'è stata e quindi anche la possibilità di giocarsi una partita fino alla fine completamente e di portare a casa anche il risultato. Noi sapevamo quello che avevamo fatto, il nostro lavoro in palestra tutti i giorni da dicembre ad adesso, quindi noi entravamo in campo coscienti di questo, che poi si aggiungesse anche la coscienza di che avversario avevamo di fronte, questa è un'altra cosa importante, però noi avevamo deciso di giocare e di provare a fare il meglio che potevamo su ogni pallone e questo probabilmente ha fatto la differenza. Siamo stati un pochino più incisivi in battuta, ma io credo che abbiamo lavorato anche bene in ricezione, perché anche loro hanno fatto bene in battuta. Noi siamo magari stati un pochino più convinti ed eravamo magari più preparati ad aspettarci qualcosa di fatto bene da parte loro e quindi probabilmente sì, proprio la battuta e la ricezione hanno fatto la differenza in questa finale. Storto è andata la preparazione alla gara. La gara è una conseguenza di come ci si allena nell'ultimo periodo. Sono ragazzi e non hanno ben capito che non serve vincere prima, bisogna avere l'umiltà per arrivare a vincere la gara che conta. Abbiamo peccato di umiltà e siamo stati giustamente puniti. Ci sono una serie di situazioni che io vedo della mia squadra, non sto qui a tediare nessuno, la fortuna bisogna andarsela a cercare, noi non l'abbiamo cercata in palestra e oggi non è arrivata. Sì, la delusione da parte mia, sono il primo colpevole perché non sono riuscito a spiegare queste cose qui ai ragazzi. E quando le cose non funzionano il problema parte da sopra e mi prendo le mie responsabilità. Sì, allora noi non ce l'aspettavamo, o meglio ci abbiamo creduto fino in fondo e alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto un approccio fin dall'inizio aggressivo e punto su punto non pensavamo ai prossimi ma a quello che stavamo giocando e alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora sì, giustamente come hai detto li abbiamo incontrati in Coppa Veneto a inizio stagione dove eravamo ancora squadre in rodaggio tutti e due e stavamo ancora un po' capendo come si giocava a pallavolo a livello under 14. Abbiamo avuto modo di rincontrarli in Boy League, quindi più avanti con la stagione e abbiamo già visto le differenze che venivano fuori tra le due squadre, però siamo riusciti a spuntarla noi. Questa secondo me è stata una partita a cui ci siamo preparati male e comunque è una sconfitta da cui trarre insegnamento perché non bisogna pensare che la Sisley Volley, quella che si chiamava l'anno scorso, comunque Treviso Volley di quest'anno, riesce sempre a avere la strada facile. Non è che vinciamo sempre, come sento dire molto spesso, quindi è sicuramente una sconfitta da cui imparare e farsi un bagno di umiltà, insomma. Non ce l'aspettavamo perché comunque siamo sempre riusciti a averla meglio noi su Padova durante tutta la stagione
e quindi secondo me è proprio stato questo la chiave che ci ha indotto, insomma, a pensare che fosse una partita facile, e quindi l'abbiamo sottovalutata. Siamo partiti bene, dopo invece ci siamo seduti su errori banali che non siamo abituati a fare, quindi ci ha ancora più demoralizzato. Sì, è stata una finale maschile che si era già vista in occasione dell'Under 14 di Coppa Veneto. Lì ha vinto il Volley Treviso, qui è stata molto più brava Padova a commettere meno errori e ad essere più lineare nel gioco. Credo Treviso abbia avuto difficoltà a entrare in partita nel vero senso della parola, cioè non riuscire mai a capire da che parte doveva attaccare, a volte con l'attaccante più forte o più semplicemente meglio piazzato, e questo ha messo un po' in confusione la squadra e il risultato poi è stato quello che ha decretato il campo. Comunque devo fare i miei complimenti al Padova, credo che rappresenterà degnamente la Regione Veneto alle finali nazionali, e un grosso in bocca al lupo a questi ragazzi che hanno sicuramente un futuro nella pallavolo. E devo ringraziare anche la società di San Donà del 90 che ci ha ospitato in questo bellissimo impianto, tribune piene di pubblico come sempre accade nelle finali, soprattutto nelle finali giovanili. Questa grande giornata di volley giovanile è solo a metà. Rimane ancora infatti da assegnare il titolo femminile. Di fronte ci sono GL Imoco Volley San Donà e US Torri. Le veneziane sono le favorite d'obbligo. Non solo sono arrivate a questa finale senza perdere neppure un set negli scontri ad eliminazione diretta, ma la società ha anche una grande tradizione e ha conquistato il titolo regionale Under 14 negli ultimi 8 anni. Dall'altra parte comunque Torri è determinata a giocarsela. Dopo il successo meritato nella fase provinciale, le vicentine hanno stupito tutti in quella regionale, conquistando la finale ai danni della comitense solo dopo 5 combattutissimi set. Sono proprio le ragazze di coach Tagliabue a presentarsi sul parquet più convinte e prive di ogni timore reverenziale. In particolare è l'ottima difesa a permettere a Torri di fare il primo mini break della gara e portarsi sull'8-4. Col passare dei minuti San Donà si scioglie e inizia a giocare come sa, facendo affidamento in attacco soprattutto sulla capitana Mengazzioli, su Corrazzin e su Damo. È proprio lei a trascinare le compagne al sorpasso e al primo allungo sul 15-11. Ma la formazione vicentina c'è, non si demoralizza e anzi con il servizio vincente di Zanguio va a impattare a quota 19. Nel finale però la GL Imoco fa valere tutta la sua esperienza e punto su punto costruisce il vantaggio che si rivelerà decisivo. A sigillare il primo set è la battuta vincente di Mengazzioli per il 25-20. Il copione sembra ripetersi anche al ritorno in campo. Torri inizia con il piede sull'acceleratore e di nuovo passa a condurre di 4 lunghezze.
Con il gran lavoro a muro e le schiacciate di Corrazzin, Sandonà mette presto le cose a posto, dando il via a un'altalena che vede le due squadre superarsi in continuazione. Sono tanti gli scambi lunghi e spettacolari, che però alla fine vedono vincenti le veneziane con una maggiore frequenza. Sandonà si conquista un margine di 3 punti che porterà fino alla fine. A chiudere i conti sul 25-22 è la diagonale di Ellison Damo, alla fine premiata come MVP del match. Dopo 2 set molto combattuti, Torri finisce per arrendersi. Un avvio a sprombattuto delle avversarie chiude ogni speranza alle vicentine, che non riescono più a mettere palla a terra. Sandonà sale addirittura sul 15-0 e il set diventa dunque una passerella per le ragazze di coach Silvestrini. È la parallela di Corrazzin a chiudere sul 25-3 e possono già cominciare i festeggiamenti. In realtà quando due squadre arrivano in finale i favori sono 50-50%, quindi in realtà poi giocarla in casa non è un vantaggio delle volte, è anche un peso in più. Le ragazze sono state brave a non sentire questo peso e hanno fatto una buona partita per i primi 2 set, lottando, facendo qualche errore in più, ma è normale perché sono partite dove le ragazze vivono con molta tensione la gara e quindi niente, poi ci siamo sciolti strada facendo ed è andata bene così, insomma. 2 set sudatissimi, giocati punto a punto, con dei momenti bui per noi, per loro, dei momenti di esaltazione. Comunque una bella pallavolo, è una bella squadra che è ben preparata da un bravo allenatore, è una squadra, una società che ha fatto un buon percorso anche dal punto di vista tecnico ed è una squadra da rispettare fino in fondo. Alla fine loro forse erano un po' deluse, non ce l'hanno più fatta ed è stato per noi più facile onestamente. Ecco. Le finali nazionali sono una bella avventura, vanno onorate e noi lo faremo. Andremo lì per scoprire fino in fondo quali saranno le nostre capacità, le nostre potenzialità. Vorremmo vedere poi in un ambito appunto ancora più impegnativo rispetto a quello di oggi quali sono le nostre forze, quali sono le nostre prospettive. Quindi scopriremo giorno dopo giorno, ripeto, con grande entusiasmo quello che sarà il campionato italiano a Foligno, ma cercheremo sicuramente di onorare l'impegno come abbiamo fatto sempre. Sì, non eravamo i favoriti, lo sapevamo, avevamo impostato una partita sulla battuta della ricezione, diciamo, in maniera principale, così è stato. In tutti e 2 set abbiamo giocato punto a punto fino al 20 pari e poi delle situazioni sono andate, diciamo, un po' contro di noi. Diciamo che c'è una grande soddisfazione perché comunque l'abbiamo giocata, non siamo stati là a guardare, perlomeno per 2 set. Il terzo siamo calati, sì, il terzo siamo calati un po' troppo mentalmente, però per 2 set abbiamo dato, diciamo, testa a una squadra che secondo me in Italia è tra le prime 4 sicuramente. Il bilancio della nostra annata è sicuramente positivo, con una squadra che a inizio anno non pensavamo di vincere il provinciale, abbiamo stravinto il titolo a Vicenza e nei concentramenti piano piano ci siamo conquistati la semifinale che è culminata con un 3-2 15-13 e quindi poi abbiamo avuto l'accesso alla finale e devo dire che le ragazze con 4 allenamenti, 2 campionati, seconda divisione, under 14, tutti i vari tornei fatti in giro se lo sono pienamente meritato.
abbiamo iniziato bene, loro comunque hanno cercato di combattere e alla fine del terzo set non c'è stata storia e noi siamo andati su di molti punti e non sono più riuscite a prenderci. All'inizio sicuramente eravamo un po' tese, però poi giocando siamo state più tranquille e alla fine abbiamo vinto. È un sogno, siamo riusciti... Le fiere nazionali sono per noi un sogno, è il nostro obiettivo dall'inizio anno e siamo riusciti a arrivarci. Sì, all'inizio abbiamo giocato anche abbastanza bene, però all'ultimo set abbiamo mollato, anche se potevamo fare meglio, l'ultimo set molto meglio e comunque una partita annuale, una finale, potevamo evitare di mollare così, però capita, ci rifaremo il prossimo anno. È stata sicuramente una bellissima esperienza e anche arrivare prima in provincia sono tutte belle esperienze.